Nova Gorizia è una bellissima cittadina. Dico, è stata costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Certo, è un po' senza anima, ma credo che questo non sia dovuto alle persone che vivono qua. Anzi, secondo me è proprio... non lo so, credo che siano stati proprio degli alieni. Loro hanno un monumento dedicato qua dietro, no? E qualcuno lo ha danneggiato, in qualche maniera ha fatto un atto vandalico e si vogliono vendicare. Secondo me hanno cominciato a infondere strani pensieri nella testa delle persone e tu fai delle cose senza saperle, cominci a odiare per esempio il tuo vicino, a parlare male di quello, ma per questo la gente qui è strana. Io infatti, non so, vorrei ritornare a vivere in Italia. Guarda. Qualche stupido scienziato pensa che questi siano i riflessi ottici della luce che si riflette sulle vetrate di quel palazzo e ricade qui in forma di queste stelle e cerchi. No, in verità sono dei segni. Secondo me sono alieni. Vero signora? Gli alieni, no? I refresh my body. Oh, sento energia qui. Si pensa che questa sia stata opera di uno scultore. Molto probabilmente lo è, ma secondo me è stato influenzato telepaticamente da alcuni alieni e ha costruito questo gate. Per me questo è un portale interdimensionale. Magari qualcuno va lì e sparisce. Sì, sono sparite persone ultimamente in modo inspiegabile a Nova Gorizia, anche a Gorizia. Sono due città gemelle, ma loro le hanno separate, mettendo in conflitto la gente. Isti, comunisti, fascisti, isti. Vedete queste linee? Non sono per niente naturali, sono state fatte apposta da qualcuno per vandalizzare questo monumento che è dedicato agli alieni, no? Ed è una cosa terribile. Perché? Ja, za grafite imam eno tak okus poseben. Sem še kar dober v njih, bom rekel, se sam sebe pohvalil. Potrebuje se še kaj? Kaj pa oni kip vesolja so ti je kaj znan? Ja, tisti zelo lepi spomini na njemu. Če je imel še kak poskus, da bi popravil tisti kip, bi to naredil takoj. Znaš koga, ki bi vandaliziral? En moj sosed, ne, je delal v eni firmi in zdaj je bil lahko odpuščen. Ta tip zdaj ima en fulen psihičen izpad. Ne vem, mogoče on kaj naredil s tem kipom. Kdo ste vi? Kakšno vprašanje? Glede česa? Glede vaše preteklosti. Kaj te tebe brija moja preteklost? To, kaj si normalen? Ja, ta mikrofon. Kakšna preteklost? Od česa govoriš? Kaj ono z Lujsko? Ono z Lujsko šlo že 20 let mimo, tako da nimaš... Kaj pa glede vaše službe, gospod? A od unih prascev? Ja. A to lahko se zmenimo. To se lahko zmenimo. Mislim, pač ten sem delal 20 let, od Mičkija, šovor. In pole je neč. Bili parkarije, ne? Sem hotovo, ker nisem mona, ne? I salate ni unha, mislim, suše, hori povsod. Treba zbodit, to vsi spimo. Brečejo, ne? V Soču. Vse kemikalije, vse. Imam dokaze, vse je bilo tam nakazano, vse v Soču gre. In pole to onesnažuje vsi. To je vse onesnaženo, to je toksično, radioaktivno. Vsi umiramo in folk se ne zaveda. Se treba zbuditi. Upam, da s tem vašim dokumentarcem, da zbudite ljudi. Nimajo pojma, kaj se dogaja okoli njih. Manipulacija 24 ur na 24. Kakšen je razlog za osnaževanje? Razlog je, kakšen razlog? Ma si tudi ti? Švedi,
pride v Slovenijo, Švedi, kaj je imel za delati Švedi, to prnes, kdo pozna Šveda? Kdo je videl Šveda? Ni imel niti sonca, ni imel temu, sonce pride v našo domovino, se je bilo to narava, jaz, ko sem bil mičkin, si da podihal, je bil zrak, sonce, čudovito. Kom pridejo? Hnem. In kaj bo prav? Fabriketu. Oni pa prav fabriketu. In kaj delajo? Onesnažujejo vse. Da pa smo vsi isti. In pa vrečev noter, ne? Šel lovi riba, si lovil kdaj riba? A ti nisi lovil ribi. Enkrat, ko sem bil mičkin, taka so bila, taka. Ščardule dobiš zdaj. Neč ni več. In če ko loviš, niti ne se ulovi v trnik. Se ne ulovi nanka v trnike, tako šutasta, da ranka ne zastopi, da se jest. So nas budiste, ne bo neč. Ja, še kaj? Kaj se vam zdi Nova Gorica kot mesto? Nova Gorica? Nova Gorica. I don't know. I don't understand. Sweden? Kaj pa mogoče bi kaj spregovorili o vaši firmi? Excuse me? I don't understand. I don't know. What you talking about? Kaj pa o izlivih in aferah, ki ima vaša firma v Soču? Ocean, come hit. You ask him. Kdo je kriv za izlive v Soču? Dove possiamo trovare questi alieni? In verità ne ospito uno, ne nascondo uno, ma lo ospito perché è una brava persona, nella mia cantina. Se volete venire a trovarlo, cioè a intervistarlo, spero che sia disponibile, ma penso di sì. Potete venire da me. Rečke. Salsa i pikante. Se vidi dobro. Dej zablurajmo do konca. Evo. Salsa i pikante. Entra minuto. Deve